I dati sono veramente preoccupanti perché non eravamo soliti a vedere obesità viscerale, quindi steatosi epatica, cioè grasso nel fegato, non eravamo abituati a vedere ipertensione da eccesso di peso, iperglicemia, sono tutti fattori di rischio sia per accidenti cardiovascolari sia per compromissione proprio dello stato della salute, sia del bambino stesso che di quello che sarà il giovane adulto. Patologie nuove, finora mai osservate in età pediatrica, facilitate da un mix letale tra alimentazione sbagliata e mancanza di movimento. L'obesità infantile è un fenomeno che preoccupa anche in Italia. I dati parlano di 3 bambini su 10 in eccesso di peso, il 25% della popolazione tra gli 0 e i 18 anni nelle regioni del nord. Un fenomeno inquietante che nasce innanzitutto da una serie di abitudini alimentari sbagliate. L'8% dei nostri bambini, per esempio, non fa colazione e se fa colazione è sbilanciata a favore dei carboidrati. La merenda è molto ricca di grassi e di carboidrati, saltano quelli che sono i pasti che sono importanti di frutta e verdura, bevono molte bevande zuccherate e che questo facilita l'eccesso di peso. Ma non bisogna sottovalutare nemmeno gli stili di vita spesso acquisiti dai genitori. Un bambino su 7 non fa attività fisica, abbiamo un 23% dei bambini che fa un giorno alla settimana attività all'aperto. Pensate poi che il 40% dei bambini sta più di 2 ore davanti agli schermi, televisione, tablet, cellulare, computer e circa un 40% ha la TV in camera. La parte più difficile sembra essere proprio quella in capo ai genitori. Solo il 37% di loro è in grado di riconoscere la condizione di sovrappeso del proprio figlio e molto spesso si è ancora prigionieri di vecchi luoghi comuni. Molte volte viene detto che il grasso è bello, quindi invece non è così. Il grasso è un tessuto infiammatorio che laddove si deposita dà infiammazione. È vero che il bambino in eccesso di peso poi allungandosi poi per forza di cose con una stabilizzazione del peso torna normopeso, però noi dobbiamo agire su quelle che sono le abitudini alimentari, perché se noi non correggiamo le abitudini alimentari poi questo sarà un adolescente che ritornerà ad essere obeso. La lotta all'obesità parte da lontano. Già durante la gravidanza è importante che la madre segua una dieta bilanciata. Nei primi mesi di vita del bambino poi bisogna privilegiare l'allattamento al seno e fare attenzione a non eccedere con le proteine, evitando l'introduzione di cibi solidi prima del 4º mese. Con l'inizio della scuola poi è bene stabilire una serie di buone abitudini. Innanzitutto il bambino deve fare la colazione alla mattina, le merende devono essere contenute e deve assolutamente mangiare le 5 porzioni di frutta e verdura e introdurre acqua come bevanda per dissetarsi. Attenzione ai succhi di frutta, sono bevande zuccherate, quindi vanno limitate e non sono certamente un sostituto della frutta.